A ringraziarvi, allora io parlerò piuttosto di un lato culturale, di suo rapporto d'attività. La cultura è un pilastro essenziale della nostra società, è un testimone della nostra identità, di ciò che noi siamo, una lea tra passato e presente, tra tradizione e modernità che ci aiuta a costruire la vena. In suo senso, allora che parecchi altri regioni hanno sminuito il budget di la cultura, la collettività di Gortiga ha fatto la scelta di mantenerlo per l'esercizio 2025. Durante questo esercizio, una priorità è stata data alla gioventù in termini di accesso alla cultura per via di un pass cultura, di sviluppo dell'insegnamento artistico e di azioni di mediazione, perché oggi un cittadino che ha il diritto di avere accesso alla cultura è un cittadino a quale si dà la fortuna di seguire o di studiare passioni e di allontanarsi da guida di tentazioni. 394 di azioni culturali sono stati dedicati allo sviluppo di filiera artistica, in cui il sostegno alle creazioni, la promozione di creazioni di maniera locale e di noi internazionali e il sostegno al mondo provvisionale di maniera più larga, per via di temi a progetto, di sostegno ai luoghi di diffusione, di sovvenzioni, di residenze e di borsi, e tutta questa affari favorizza l'emergenza di talenti nuovi e permette agli artisti provvisionali di poter campare e ragionare in Corsica e in altro. È importante dimenticare che l'accento è di non stato messo nell'accesso ai pubblici ditti svantaggiati. In fin di conto, so di più di 4 milioni di euro che sono stati consacrati alle creazioni e 5 milioni di euro di budget cultura che sono stati consacrati alla gioventù. Mentre Radio di noi, per ciò che tocca a gioventù, fuori dall'aspetto culturale, la collettività di Gortiga è a sola garantisce trasporti scolari di gratis e partecipa a fare che ripasti a cruz per gli studenti borsieri signi di regalo, pagando una parte. E oggi passi franci ne pidano l'esempio. A ringraziarvi.